fondi. Sono gli amici del Portogallo che salutiamo con un bel applauso. I suoni e le benvenute dei tamburi e come vedete le diverse tipologie delle maschere che sono dando appuntamento in questa giornata per darci la possibilità di raccontare anche il loro carnevale. Portogallo è proprio dell'Europa meridionale che si trova nella penisola iberica, il confine con la Spagna. La posizione sull'Oceano Atlantico ha influenzato molto la cultura. Portogallo ha gli stessi cultivi pensate dal 1189, facendo così il primo Stato-nazione in Europa. Dopo diverse sono le maschere. La leggenda narra che all'inizio del mondo il diavolo volesse governare tanto quanto Dio, non accettando mai il suo potere, cercando sempre di sfidare la sua autorità, ma senza mai riuscire a sconfiggerlo. Dio, nonostante il superiore, tutto il diavolo all'inferno, esorcizzandolo per punizione, avrebbe costretto a fare l'elemosina per il resto della sua vita, verso la Madonna e al suo beato figlio. Una maschera del tutto particolare, accompagnata da diverse tipologie che si raccontano in questa giornata.